È un'eccellenza l'ospedale ad alta riabilitazione di Motta di Livenza in provincia di Treviso. È uno dei primi esempi in Italia di riconversione di un nosocomio per acuti in centro di riabilitazione cardiologica, pneumologica e neurologica. Una delle prime strutture che ha colto la sfida dell'importanza del recupero funzionale dopo l'evento acuto, ponendo in interconnessione le aree riabilitative con attenzione alla persona e non solo alla sua malattia. L'Oras ha da poco eletto il nuovo consiglio di amministrazione con un nuovo presidente. Specialmente nel campo delle neurolesi sono state sviluppate in anni recenti nuove tecnologie come gli esoscheletri o altre possibilità di riabilitazione che aprono nuovi orizzonti. Se si ha modo di visitare i reparti dove i pazienti vengono seguiti, si capisce il tipo di impegno al quale va incontro una struttura come Oras nella riabilitazione di pazienti così complessi. L'ideale sarebbe quello proprio di seguirli, cioè di dare al paziente la possibilità di ritornare completamente alla vita di prima, cioè a 360 gradi. Noi nel nostro piccolo ci stiamo muovendo in questa direzione. Purtroppo noi abbiamo gli spazi che sono quelli che sono e i posti letto che abbiamo, per cui dobbiamo tener conto delle nostre possibilità. Diciamo che il territorio ci conosce in realtà e per questo le cardiologie di Treviso, ma anche Venezia piuttosto che altre province, sanno come lavoriamo. Parliamo di alta specialità, per cui prendiamo operati dopo il terzo o il quarto giorno dall'operazione, quindi è un livello molto elevato di riabilitazione. Così come la riabilitazione pneumologica, anche qui siamo abbastanza un unicum nel Veneto per quello che facciamo. I pazienti sono sicuramente in aumento, è un trend che c'è in tutte le strutture. Ovviamente la parte riabilitativa rientra in tutto quello che è il percorso post-acuzie. Oras, essendo anche situato logisticamente a confine di ULSS ma anche di regione, attrae anche pazienti provenienti quindi da extra ULSS ed extra regione, quindi siamo riferimento anche per loro. E le liste d'attesa sono accettabili? Sì, è sempre un tema caldo quello delle liste d'attesa. Comunque siamo una struttura flessibile che ci permette quindi di far fronte anche a questa criticità che poi riusciamo ad affrontare positivamente.